Riccardo, io vorrei aprire questa nostra chiacchierata ricordando una cosa che hai detto tu in una delle tue pillole giornaliere qualche tempo fa a proposito dell'intelligenza artificiale, quando parlavi dell'Ucraina, del fatto che tutte le comunicazioni di guerra in Ucraina le fa in qualche modo l'intelligenza artificiale, no? Attraverso una, Mm, una guarda, donna robot, potremmo dire così, forse, non lo so se è giusto. no, che loro hanno deciso fondamentalmente di creare un avatar del ministro degli esteri che comunica con la cittadinanza e quindi consente, secondo loro, agli strateghi, ai generali, ai politici di occuparsi delle cose serie, delegando a un avatar la comunicazione col popolo. Io devo dirti, sono un po' perplesso di questa roba. Infatti ti Io sono, domandavi come avremmo reagito noi col Covid se non ci fosse io mi stato ricordo che qualcuno a dircelo in carne ed ossa, quando veniva insomma. il commissario Borrelli, il commissario si chiama Borrelli, Angelo Borrelli veniva la sera, era un momento di umanità in cui noi eravamo disperati, preoccupati, spaventati e c'era un signore anche gentile e rassicurante che veniva a raccontarci tutti i giorni qualcosa. Se avessero mandato un avatar elettronico sarebbe stata la stessa cosa? Non credo. Non credo, io credo che sia un grandissimo amplificatore delle nostre capacità, non un nostro sostituto. È un errore considerarlo un nostro sostituto. Ecco, stasera infatti hai aperto anche alla possibilità di una speranza, diciamo, rispetto a tutto questo, no? È vero che, come hai detto, anche leggendo uno in particolare dei tuoi racconti, bisogna sempre stare attenti al desiderio, no? E a quello che può generare, però allo stesso tempo, se c'è l'umano dietro, l'intelligenza artificiale può diventare una grande nuova rivoluzione. Guarda, si dice spesso che l'intelligenza artificiale sia una rivoluzione pari a quella del fuoco e dell'elettricità. Ora sono andato a rivedermi quello che è successo ai tempi dell'elettricità, del fuoco, non c'erano storici che ce lo possono raccontare, ma lo possiamo immaginare. Ma quando arrivò l'elettricità c'era comunque la paura dei danni dell'elettricità, della corrente elettrica, c'erano le morti, tra l'altro la sedia elettrica viene inventata in quei contesti, quindi c'era la paura della corrente diretta alternata ed è stato un momento di grande spavento della popolazione rispetto a una tecnologia così importante. Oggi noi andiamo, facciamo clic all'interruttore e c'è la luce, ma ai tempi quella roba lì per gestirla e farla diventare, metterla al servizio delle persone, non farla diventare uno strumento con cui morire, appunto la sede elettrica, ma uno strumento con cui vivere meglio, ci è voluto. E la stessa cosa accade probabilmente col fuoco. Quando è arrivato il fuoco, no, l'Homo sapiens avrà visto il fuoco e qualcuno avrà detto spegniamolo e qualcun altro avrà detto lasciamolo libero. Allora, col primo probabilmente sarà morto mangiato dai leoni oppure dal freddo, il secondo sarà morto bruciato perché saranno controlli. Il terzo, l'Homo sapiens che ha detto fammelo studiare, fammi capire come lo posso controllare e come lo posso rendere utile, probabilmente quello è un nostro antenato. No, se siamo qui è perché il terzo ha deciso non di spegnere il fuoco, non di lasciarlo libero, ma di controllarlo. Di non aver paura del cambiamento. No, io come sai, il cambiamento per me è proprio il mio mantra assoluto, no? Cioè, nel mio ufficio c'è un quadro dietro che c'è scritto solo Change is good. E io credo che noi dobbiamo continuare a impegnarci per il cambiamento perché il mondo è meraviglioso, meraviglioso, ma come dice un racconto di Primo Levi, ha delle smagliature importanti. Sono le ingiustizie sociali, sono le guerre, sono ancora le malattie. Allora noi oggi dobbiamo usare l'innovazione per risolverle quelle cose. Fregarcene perché siamo nella parte felice del mondo è sbagliato. Non solo è sbagliato, ma anche stupido. Il cambiamento climatico, per citare una delle sfide che abbiamo davanti, arriva anche qua. Non è che colpirà soltanto i paesi, gli atolli del Pacifico sommersi, arriverà qua il grande caldo e quando farà 50 gradi tutti i giorni, i nostri genitori non ce la faranno andare avanti. Allora lì ci renderemo conto che quella roba lì dovevamo farla. Allora è meglio abbracciare il cambiamento, governarlo e indirizzarlo verso un cambiamento positivo per l'umanità, che dire, ma sai che c'è? Come diciamo spesso a Roma, non me ne può fregare di meno. Ecco, io quell'espressione lì la detesto. A me ne frega di tutto. Come ti Soprattutto, capiamo? Chiudiamo parlando di Medimex e di questo esperimento che hai portato stasera tra musica, parole, racconti e anche un bel ricordo di Ernesto Assante che è sempre qui, è una voce del Medimex anche se non c'è fisicamente, ma forse c'è lo stesso. ma sì, secondo me Ernesto stasera c'era, secondo me si è anche divertito. Io non c'entravo molto col Medimex, quando mi hanno chiamato mi hanno detto Ernesto doveva fare una cosa sull'intelligenza artificiale, vieni tu, e Ernesto era mio fratello, è un compagno di sogni straordinario, e ovviamente sono venuto con gioia e ho fatto una cosa diversa da quella che faccio di solito, che unisce
letteratura e intelligenza artificiale, che credo sia un modo migliore anche per arrivare alle persone. Spesso la letteratura e la fantascienza hanno anticipato moltissimo quello che è accaduto. Per esempio oggi, l'ho scoperto ieri, c'è un racconto di Pirandello del 17, del 917, che parla praticamente dei temi che abbiamo davanti con l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non è una grande sfida tecnologica, è una grande sfida filosofica, cioè va esattamente su quello che è essere umani o non essere umani, cioè su dove arrivano le macchine e dove arriviamo noi, qual è la nostra diversità da loro. Esatto, e quindi è la sfida più bella che abbiamo davanti. Oggi l'abbiamo fatto in modo diverso, l'ho fatto con Alex Braga, che è un amico sperimentatore, innovatore, ambientalista come me. Abbiamo fatto il numero zero, ci sembrava il posto giusto dove farlo, perché serve un pubblico di curiosi, come c'è qui al Medinex, per provare a apprezzare queste cose. Mi pare che sia stato carino, credo che lo rifaremo, ci siamo divertiti. Quanto è bello andare a letto la sera sapendo di aver imparato una cosa nuova. Oggi ce ne insegnate tante, almeno degli spunti di riflessione e nuove letture. Guarda, io la cosa che più amo del mio lavoro è che mi costringe a studiare. Tutti i giorni quando studio e imparo qualcosa ho un superpotere in più. Spero che i miei figli, che sono nati in un periodo in cui i libri sono un po' meno importanti, questa cosa la acquisiscano. Mia figlia che ha 19 anni adesso divora i libri. Sono contento che essendo nata con gli smartphone e i computer abbia capito che imparare e quello che c'è dentro il libro è formidabile, è la cosa più bella che possiamo fare.